Immagina di camminare tra fontane antiche e panorami mozzafiato, dove ogni angolo racconta una storia. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi accompagneremo lungo il Sentiero delle Fontane, un percorso escursionistico immerso nella natura e nella storia dei Monti di Lonigo, in provincia di Vicenza. Siamo in Veneto. Inaugurato il 7 aprile 2024 dal CAI di Lonigo, questo sentiero è stato ideato per esaltare le sorgenti e le fontane locali, offrendo un'esperienza unica che fonde cultura, storia e paesaggi naturali. Ogni passo vi porterà alla scoperta di antiche leggende e scorci inediti, rendendo l'escursione un vero e proprio viaggio nel tempo. E adesso vi do alcune informazioni del percorso. Il percorso originale si estende per circa 10,5 km, con un dislivello positivo di 250 metri e un'altitudine massima di 200 metri, da completare in circa 2 ore e mezza. Tuttavia, noi, non essendo in perfetta forma fisica, abbiamo deciso di modificare e accorciare il tragitto per poter godere appieno della bellezza del percorso. In descrizione troverete la traccia GPS per chi vuole seguire l'itinerario completo, garantendo così un'avventura sicura e ben organizzata. Durante la nostra passeggiata abbiamo avuto l'opportunità di ammirare due delle fontane principali e di attraversare la località di Monticello, da cui si gode un panorama davvero spettacolare. Il percorso, per lo più facile, regala scorci incantevoli tra vigneti, uliveti e boschi, arricchiti da testimonianze storiche, come la chiesa di Sant'Apollinare di Monticello. Tuttavia, un aspetto negativo da segnalare è rappresentato da alcuni tratti condivisi con strade asfaltate. Seppur poco trafficate, le poche auto a velocità elevata possono creare sicuramente una certa tensione, interrompendo la sensazione di relax della passeggiata. Vi consiglio comunque di affrontare questo sentiero preferibilmente in primavera o in autunno, poiché in estate, nonostante l'altitudine, l'affa e la scarsa circolazione d'aria sicuramente possono rendere l'esperienza meno piacevole. Abbiamo scelto di fare il giro al contrario, iniziando e terminando il percorso nel piazzale del convento dei frati minori di San Daniele Lonigo. Non preoccupatevi, le indicazioni sono chiare e facilmente seguibili grazie ai colori bianco-azzurro che segnano il percorso. Questa scelta di fare un giro al contrario ci ha permesso di scoprire comunque nuovi dettagli e punti panoramici lungo il tragitto.
Grazie per averci seguito in questa avventura lungo il Sentiero delle Fontane. Se vi è piaciuto il video e volete scoprire altre meraviglie nascoste del nostro territorio, seguite il canale per non perdere le prossime avventure e lasciate un commento qui sotto se anche voi avete già percorso il Sentiero delle Fontane o suggerimenti per nuovi itinerari da esplorare. Ci vediamo al prossimo video con altri posti interessanti da vedere.